Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma no, Ciano, no, sai che... Boh, lasciamo stare. Oh là, insomma così. Brian, tutto bene là? Ah, beh, non che va mai male a lui, eh? Oh, eccoci. Qua siamo. Sì, beh, mi ho accorto. Ciano, Dimmi. ma hai già fatto in bagno che ti avevo chiesto? Sì, buono, in bagno ero prima, ma non è che adesso mi metto a contare. Ma no, quello. Se hai fatto il lavoro col lavandino che era di disbugnire. Ah, quello? Porca, sì, guarda, volevo giusto andare adesso a fare. Sì, buono, proprio adesso. Ma sì, ti dico. Buono, allora ciolti la ventosa, la quella. Ma qual è quella, la ventosa? Ma è quella che serve per disbugnire, quella come... Ah, il stura ai lavandini, giusto? In italiano stura ai lavandini. Sì, quello, che così viene via quello che ha incugnato. Sì, buono, adesso vado. Ecco, bravo, così vado avanti in cucina. Ah, e cosa sei dietro a fare di buono? Ma niente di tale, ho prontato un picchio e così ci facciamo i biccoli col picchio. Col picchio. Ma sì, Ciano, che tanto ti piace. Ah, sarà, ma Marisa, scusa, Dimmi. puoi venire un salto di là? Sì, Ciano, arrivo. Eccoci, dimmi, cosa non ti va bene a cena? No, non sai che non mi va bene, anche perché non ho capito cosa che ti sta facendo. Ah, non ti ha capito? No, cioè, te fai i piccoli, che sarebbero i bigoli, giusto? Sì, i bigoli, la pasta. Ma con cosa? Cioè, cosa era là? Il picchio, ma l'usello? Ma no, allora quel non ti ha capito. No. Col pesto alla genovese, o come te lo vuoi chiamare. Ah, quelli era, col pesto. Sì, ho fatto me col basilico, tutto. Sì, boh, ma come te lo faccio mai in lingua, scusa? Col picchio, se te parli per italiano non te puoi dire pesto, se come dire te pesto, te dago, se triestin, se volgare, in italiano si dice picchio. Ah, e quindi te fa la pasta? Sì, i piccoli, ricordi te, Sì. se non te vuoi un'altra pasta, non so. No, va bene, ma col picchio allora, col picchio. E dall'altra parte... More, Sì, dimmi. ma che stai a fare sul computer? Stavo lavorando. Sì, ma scusa, oggi c'è festa, sei il 1 novembre, sei tutti quei... Lo so, ieri era Halloween. Ah, sì, vero. Ma gode finire l'aggiornamento del database dei crediti in sofferenza. Sofferenza comica, boh, ma per quando te la fare sta roba? Per domani? No, se entro il 31 dicembre. Boh, ma oggi sei il 1 novembre, te ancora 2 mesi. Ma la fine dell'anno si è alle porte, ormai siamo in inverno. Ma scusa, che porte? Quella dell'entrata? Che sono le campanelle? Ma no in quel senso. So. Ma nel senso che ormai manca poco, adesso arriverà il freddo, il virus prenderà piede. Ma che piede? Il destro o il sinistro? Dai. Ma non sei se scherzare, sa? Non te l'ha sentito? Siamo la città con più contagi e presto ne metterà anche in zona gialla. Ma sì, boh, ma non sei dito. Ma sei sicuro? Te vedrà, finiremo in lockdown di nuovo. Adesso. Sì, te vedrà. A proposito, sai che io beccai ieri in Porton e siamo venuti su insieme. No, chi? E la vecchia, qua, di questi che sta qua, come si chiama? Ah, dei signori Stipancic. Ecco, sì, Lori. Ma sei venuto su per le scale? Ma cosa scherzi? No, in ascensore. Ma scusa, insieme? Nel
stesso ascensore? Sì, c'è uno che c'è e quello mo c'ha fa. Ma te sta scherzando? Te mi sta chiudendo in giro? No, perché? No, dall'ascensore che tutti i batteri del mondo, tutta la gente che lo cacciapa. E adesso? E poi condividere con un'estranea un ambiente minuscolo così. Ma ma avevamo la mascheretta. Diria. E poi stavamo anche lontane. Non eri sicuramente a distanza di sicurezza. Come no? Non l'ho mica portata in braccio e ieri in un ascensore. Ma il nostro ascensore è minuscolo. Ma cosa mai? Se si può stare in quattro. Beh, raga, solo 1,35 m di diagonale. Orca mare, ma cosa sono? Anche geometra adesso, oltre che bancaiolo? era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.